pomeriggio di Radio ad Occhi Aperti e solo pochi mesi fa ha immortalato le luci del nord nella loro massima potenza e sui social network le sue immagini hanno fatto il giro del mondo in poche ore. Ora il fotografo Gabriele Menis è pronto a ripartire di nuovo per la Lapponia più vera, fuori dalle rotte turistiche, portando i viaggiatori che vogliono vivere e fotografare questo fenomeno della natura. I nostri ospiti sono appunto Gabriele Menis, fotografo e fotoreporter, insieme a Cristina Menis che si occupa invece di comunicazione. Gabriele Menis, benvenuto ai nostri studi. Allora, raccontiamo inizialmente che cos'è l'aurora boreale. L'aurora boreale è un fenomeno, secondo me, fra i più belli che ci sono in natura. Essa avviene nell'alta atmosfera, quindi è visibile sia verso il polo nord che sul polo sud. E normalmente si manifesta alle alte latitudini, ma a volte si estende fino anche all'Europa centrale. Si manifesta normalmente ad altezze che variano tra i 100 e i 200 km, però a volte raggiungono anche 1000 km di altezza e sono generate queste aurore da delle particelle cariche che arrivano dal Sole, che quindi giungendo in prossimità della Terra vengono deviate dal campo magnetico terrestre e attratte dai poli, e quando penetrano nell'atmosfera, dove i gas sono più rarefatti e ionizzati, che interagiscono con alcuni componenti della nostra atmosfera, eccitandosi emettono questi spettri caratteristici, e quindi possono andare, visivamente, sono visibili sotto forma di archi, bande, fasce, eccetera, di svariati colori, principalmente però di colore verde, ma quando il fenomeno è particolarmente intenso si possono avere anche dei colori che vanno dal rosso, dal violaceo, il giallo, più raramente il blu. Lei va fino in Lapponia per vederli? Sì, diciamo che alle alte latitudini, quindi anche in Lapponia, è molto più facile vedere e fotografare quindi questo fenomeno rispetto ovviamente alle latitudini più meridionali. L'ultima volta che c'è stato? L'ultima volta sono alcuni mesi fa, a marzo, in cui c'è stata un'attività solare molto forte, in cui si sono viste delle aurore molto potenti. Ma visivamente come appare? Come se fosse giorno nella notte? Uno squarcio di luce che rompe la notte? Sì, diciamo che bisogna avere il cielo, innanzitutto bisogna avere il cielo sereno o variabile, non coperto totalmente, e il fenomeno avviene al di sopra delle nubi, quindi dipende molto anche dall'intensità del fenomeno. Quando il fenomeno è molto forte illumina anche proprio il territorio circostante, non dico a giorno, ma più o meno come la luna piena o comunque lì attorno. Però ovviamente illumina di verde perché il colore predominante è il verde, quindi è una cosa molto impattante a livello emotivo da vedere e da fotografare. Da quanti anni lei è attratto dall'aurora boreale? Tutto è iniziato alcuni anni fa con un primo viaggio da quelle parti e mi sono subito innamorato di quelle zone, soprattutto perché sono un amante anche della neve, dell'inverno, della natura e di tutto quello che si può vedere da quelle parti. Ho avuto durante questo primo viaggio una prima visione dell'aurora, quindi che era stato comunque un fenomeno molto debole e quindi non mi ha soddisfatto pienamente, e poi mi sono ripromesso di ritornare l'inverno successivo e così ho fatto, e poi andando un po' più a nord, 300 km a nord del circolo polare artico, quindi in zone molto anche estreme a livello climatico e ambientale, e da lì si è potuto vedere il fenomeno molto intenso e molto forte. Sempre con l'intenzione di fotografare? Sì, certo, essendo anche questo il mio lavoro, e poi penso che anche questo fenomeno sia molto adatto, a essere fotografato e a essere sia vissuto in prima persona ovviamente, però si può giocare e comporre anche con la fotografia, avendo dei contorni comunque del territorio circostante, di quello che si può vedere da quelle parti, insieme al fenomeno dell'aurora che è in cielo ovviamente. Come ha trovato i primi luoghi, i primi posti da visitare? Ma i primi posti li ho trovati cercando su internet, un po' facendo una specie di sondaggio su quali sono le località anche con meno inquinamento luminoso, soprattutto, che è un elemento importante per poter vedere appieno il fenomeno, e anche con il clima meno brutto possibile, nel senso, come dicevo prima, il cielo deve essere sereno, e quindi anche se sono delle zone in cui il tempo è molto instabile spesso non sono molto adatte a questo fenomeno. Che cosa la spinge proprio? Che cosa la attrae verso l'aurora, verso queste luci? Ma è una sorta, allora si dice che in Africa c'è il mal d'Africa, in Lapponia può esserci una sorta di mal di Lapponia, ma anche mal di aurora boreale, nel senso che è proprio un fenomeno che visto una volta e visto anche le volte successive non si vorrebbe mai finire di vederlo, e si è sempre spinti a ritornare
e a spingersi in quelle zone, insomma. I paesi che dove lei insomma soggiorna, ecco, di che paesi stiamo parlando? Abbiamo detto genericamente Lapponia, ma ci sono delle località, Sì, immagino. certo, allora la Lapponia è una regione molto grande che va dalla Norvegia alla Russia, e le zone in cui diciamo sono stato e ho operato io sono quelle della Lapponia svedese e finlandese, quindi l'estremo nord della Svezia e della Finlandia. Non ci sono delle cittadine grandi alla fine perché sono comunque zone con poca densità di popolazione, quindi sono molto selvagge e anche molto belle a livello naturalistico. Cito ad esempio Ivalo, che è una delle località, una piccola cittadina 300 km a nord del Circolo Polare Artico, oppure cito la Valle del Tornio, che è un fiume che divide la Lapponia svedese da quella finlandese. Solo alcuni dei luoghi che ho visitato. Ecco, lei organizza anche dei tour, no? Porta le persone a vedere questi spettacoli di luce. Che compagni di viaggio cerca? Allora i viaggi che organizzo sono aperti a tutti, non bisogna avere delle abilità particolari. Viene fornita tutta l'assistenza necessaria, quindi la mia sotto l'aspetto fotografico e logistico, ma anche quella di esperte guide del posto, quindi non si lascia nulla al caso, è tutto organizzato in modo molto approfondito. Ad esempio alcuni mi chiedono come si fa per il clima, quindi ovviamente possono esserci anche delle temperature molto basse, e noi forniamo anche l'abbigliamento termico, quindi per chi vuole venire in Lapponia basta l'abbigliamento normale invernale che usiamo dalle nostre parti. Quindi c'è la tuta termica e gli scarponi termici. Come dicevo, se è indirizzato agli appassionati di fotografia, perché ovviamente c'è la possibilità di scattare. Sì, certo, infatti si fanno delle sedute diciamo apposite per cercare di immortalare questo fenomeno, però non necessariamente. Comunque credo che soltanto la visione di questo incredibile spettacolo ne valga la pena, anche se non si fotografa. Che cosa si può vedere, che cosa si può fare con lei? L'Aurora è un po' il centro di tutte le viaggi, attività. Sì, di tutte le attività, e quindi le sere e le notti vengono indirizzate a questo tipo di caccia, diciamo, all'Aurora. Però si possono anche provare tutte le attività, gli usi, i costumi e le tradizioni che sono propri dei Sami, che sono gli abitanti di quelle terre. Quindi si possono fare ad esempio delle escursioni in motoslitta, si può provare lo sled, quindi le slitte trainate dai cani, si può provare la pesca sul ghiaccio, quindi facendo il caratteristico buco nei fiumi, nei laghi ghiacciati. Si può andare a visitare, mi stavo dimenticando, anche le fattorie di renne, quindi incontrare anche questi animali che sono il simbolo della Lapponia, e quindi vivere a stretto contatto con gli abitanti del luogo e provare tutte queste attività locali, insomma. È sicuro quello che andiamo a fare? Sì, certo, sono attività totalmente sicure perché sono organizzate, appunto, c'è sempre la collaborazione delle guide del posto che lavorano proprio per organizzare questo tipo di attività, e quindi bisogna vagliare diversi aspetti sulle condizioni climatiche, le condizioni del ghiaccio, lo spessore eccetera, però è tutto assolutamente sicuro e adatto a tutti, insomma. Cristina Menis, lei è mai andata appunto in Lapponia e ha avuto mai occasione di visitare queste aurore boreali, questo fenomeno? Io ho avuto la fortuna di andare in queste zone lo scorso marzo ed è stata un'esperienza così mistica e bella, che a tale livello che non mi sarei mai immaginata, nel senso che non solo ho avuto la fortuna di vedere l'aurora, e un'aurora molto particolare, perché il momento che mi ha colpito di più non è stato tanto quando ho visto una luce verde, questa luce verde che si muove nel cielo, no? Si dice che anticamente si pensava che l'aurora boreale fosse provocata, gli antichi pensavano, dalla coda delle volpi a contatto con il cielo, e appunto loro pensavano che provocasse questo tipo di fenomeno, di reazione. Ma non solo ho visto appunto la luce verde, ma ho visto praticamente anche le colorazioni violacee e rosse, quindi il momento più potente è stato quando l'aurora si è manifestata come attraverso delle tendine che si muovevano e creavano dei circoli in cielo, e devo dire che in quel momento io assieme alle persone che erano con me abbiamo avuto, diciamo così, veramente un'esclamazione di stupore collettiva, perché il fenomeno è davvero davvero mistico e consiglio veramente a tutti di viverlo almeno una volta nella vita.
Oltre a questo, cioè al discorso dell'aurora boreale, devo dire che sono rimasta stupita dalle caratteristiche sociali e antropologiche, diciamo così, delle popolazioni lapponi. Un po' perché ci trovavamo in una valle, la Valle del Tornio, che ha delle caratteristiche linguistiche a sé stanti e culturali a sé stanti. Ho trovato da parte della popolazione locale una grandissima voglia di raccontarsi, di raccontare le proprie tradizioni, di raccontare le proprie peculiarità. Ho trovato una cucina incredibile, mai avrei pensato di tornare dalla Lapponia con, diciamo così, nella pancia delle cose buonissime e genuine, prodotti locali. Chiaramente questo è dovuto al fatto che questo tipo di viaggi comunque vengono organizzati proprio con l'attenzione alla valorizzazione delle produzioni locali, di conseguenza si mangiano insomma tutti i prodotti di qualità. E non da ultimo la sauna che avevamo a disposizione nel cottage dove dormivamo, quindi tutte le sere insomma c'era anche il momento così di relax e in qualche modo di condivisione insieme agli altri compagni di viaggio. Erano appunto un piccolo gruppo di persone, anche questa è un valore aggiunto, di condividere un po' i momenti più belli passati in una giornata, di riposarsi e raccontarsi insieme. Sì. Il fenomeno dell'aurora quanto dura durante la notte? Ma il fenomeno è molto variabile perché dipende molto dall'attività solare, quindi può durare da pochi minuti anche diverse ore, quindi si manifesta ovviamente nelle ore notturne, cioè deve esserci buio in sostanza, e normalmente prima delle 9-10 di sera non avviene, quindi a livello statistico le ore migliori vanno dalle 22 circa all'una di notte. Un'ultima battuta prima di buttarci sulla musica, il costo di questi tour che lei organizza è abbordabile? Sì, il costo è, diciamo, essendo comunque paesi scandinavi non molto economici rispetto al nostro metro, diciamo, e il costo è poco sotto i 2.000 euro, diciamo, per tutto compreso, con l'assistenza fotografica, tutte le escursioni, la pensione completa, eccetera. E anche il viaggio in aereo, immagino? Sì, sì. Ci fermiamo per un momento musicale, poi riprendiamo a parlare di aurora boreale, di fotografia legati a questi fenomeni ottici appunto davvero particolari. Musica.
aurora boreale parliamo qui su Rai Radio 1, lo facciamo con un fotografo friulano, Gabriele Menis, e con la sorella Cristina Menis, insomma uno fotografa, l'altro racconta e comunica. Gabriele Menis, una particolarità di questi viaggi che lei organizza appunto verso il nord è che queste fotografie che lei poi appunto scatta vengono postate sui social network e poi fanno praticamente il giro del mondo. Come si spiega? Allora, diciamo che durante questi viaggi amo, quando è possibile, quindi quando si riesce ad avere una connessione internet, pubblicare le immagini che scatto proprio in diretta, quindi sia sulle fotogallery del mio sito fotomenis.it che sui miei social network, che sono le pagine Facebook e l'account Twitter. Una volta postate queste immagini, spesso è capitato, anzi quasi sempre, che le stesse siano state riprese da diversi siti internazionali che trattano questo fenomeno, e quindi hanno fatto letteralmente il giro del mondo, perché sono state molto seguite, condivise e commentate. Ecco, la prossima partenza quindi? La prossima partenza sarà a gennaio e ci saranno diverse partenze poi soprattutto a marzo, quindi per maggiori dettagli poi sul mio sito ci sono tutte le indicazioni. Il periodo migliore è marzo comunque? Sì, il periodo migliore sì, direi che è febbraio-marzo, marzo in particolar modo perché si ha la durata del giorno, quindi delle ore di luce, che è superiore a quella di dicembre-gennaio, perché ovviamente vi ricordo che a latitudini così alte, diciamo, la durata del giorno in periodi di pieno inverno, quindi dicembre-gennaio, è molto di pochissime ore, 3-4 ore. A marzo la durata è come in Italia, quindi si avvicina alla stessa durata della notte, quindi si riesce a fare anche con calma e tranquillità tutte le attività diurne, e si ha anche poi la possibilità di vedere l'aurora di notte. Ecco, diamo anche qualche direzione, indicazione su come fare per partecipare con lei a proprio queste spedizioni. Per partecipare si deve in sostanza contattarmi, quindi tramite il mio sito, e poi darò tutte le indicazioni necessarie per poter iscriversi e partecipare. Sul sito comunque si trovano tutti i programmi di viaggio dettagliati. Ecco, i dati sul turismo europeo evidenziano anche un boom del cosiddetto turismo esperienziale, cioè si va in vacanza non più per andare in vacanza e riposarsi, ma per fare qualche cosa. Il 33% dei 60.000 cittadini europei intervistati, questi sono dati che arrivano proprio dall'Eurobarometer, quindi da una statistica dell'Unione Europea, ecco, il concetto di vacanza è cambiato. Menis, da quello che sente dalle persone che vengono con lei, questo dato viene fotografato, cioè le torna in qualche modo? Sì, diciamo che dalla mia esperienza è noto che c'è proprio una voglia di vivere un certo tipo di esperienze, nel mio caso, quindi l'esperienza di vedere l'aurora boreale, di vedere quello che è l'inverno lappone, di provare le attività invernali da quelle parti, quindi si posso confermare che c'è questa tendenza. Sì, certo. E come partecipanti, diciamo, il range d'età, insomma, chi partecipa ai suoi tour? Il range d'età è molto ampio, quindi si va dai giovanissimi, ho avuto anche dei ventenni ad esempio che sono venuti in Lapponia con me, però anche delle persone sui 70 anni, quindi proprio un range molto ampio e molto flessibile. C'è questa tendenza, Cristina Menis, appunto a vivere, voglio dire, l'avventura non fino a se stessa, ma proprio per poter fare qualcosa, una vacanza diversa rispetto al concetto di vacanza che era appunto di 20 anni fa, lo registra, lo riscontra? Assolutamente sì, nella mia esperienza personale, ma anche degli amici che mi raccontano le loro esperienze di viaggio, sicuramente quello che oggi cercano i viaggiatori non è tanto una destinazione, ma appunto delle attività, delle esperienze particolari da vivere. Allora, Gabriele Menis, lei ha avviato anche un altro progetto importante, si chiama Associazione Outdoors Reporters. Con questa associazione coniuga la passione per la natura con quella per animali, fotografia di nuovo. Che cosa proponete voi come Associazione Outdoors Reporters? Questa è un'associazione appena nata che nella prima fase proprio di attività, diciamo che noi proponiamo e organizziamo una ampia serie di attività all'aria aperta, a stretto contatto con la natura, quindi è adatte a tutti soprattutto. Tutte le iniziative diciamo che sono legate da un'attenzione particolare all'ecosostenibilità e al rispetto dell'ambiente. Infatti durante le nostre escursioni cerchiamo comunque di avere il massimo rispetto per quello che è la natura, l'ambiente in cui andiamo a osservare determinate cose, a fotografarle, e quindi anche andando in piccoli gruppetti di persone, non gruppi numerosi, avere rispetto comunque degli animali, della natura e di tutto ciò che si va a vedere.
E queste iniziative diciamo che spaziano tra l'outdoor, l'escursionismo, il trekking, la sopravvivenza, l'ecologia umana, vegetale, animale e diverse altre attività. Organizziamo anche delle rassegne, infatti a novembre avremo la prima edizione di Wild Friuli Venezia Giulia, che è questo ciclo di incontri insieme agli esperti per scoprire e tutelare alcune biodiversità della nostra regione. Posso brevemente anticipare cosa Cominciamo dalla ricerca, insomma, sulle tracce degli orsi nelle foreste della Slovenia. Prima Sì. c'è una data di Wild Friuli Venezia Sì. Giulia, ma direi che è interessante, insomma, cercare di capire anche come si vive poi anche la natura e come si rispetta la natura e si fotografa, e quindi come porsi nei confronti della natura, e questa è una buona occasione anche per tutti. Sulle tracce degli orsi nelle foreste della Slovenia, 7 e 8 novembre, che cosa si può fare? Questa 2 giorni è adatta a tutti, c'è l'affiancamento mio e del naturalista Andrea Caboni, e diciamo in questo tipo di attività si andrà a scoprire i segreti proprio delle foreste slovene, che sono abitate da delle buone popolazioni di orsi bruni e anche altri grandi mammiferi. E diciamo che c'è un'attenzione particolare per la fotografia, quindi ci sarà l'occasione di scattare immagini e paesaggi a tutto ciò che si può vedere da quelle parti. Si potrà vedere come funzionano anche le fototrappole, che non sono delle trappole per gli animali, ma sono semplicemente delle diciamo fotocamere con un sensore infrarossi e di movimento che catturano qualsiasi cosa che passa nei paraggi. Quindi installeremo anche questo tipo di apparecchi e vedremo come funzionano, e potremo andare anche a cercare le tracce degli orsi, quindi imparare a riconoscerle e anche a fotografare tutti questi paesaggi incredibili che abbiamo anche molto vicino a noi, al Friuli Venezia Giulia. Quindi 7 e 8 novembre per cercare appunto le tracce degli orsi in Slovenia. Invece il calendario di Wild Friuli Venezia Giulia come è strutturato? Molto brevemente. Sì, ci saranno 3 incontri, il primo sarà venerdì 6 novembre alle ore 21, che si intitola Storie e racconti degli orsi in Friuli Venezia Giulia. Interverrà il professor Stefano Filaccorda, quindi si parlerà del ritorno di questo grande mammifero. Il 13 novembre, sempre alle 21, si parlerà del ritorno del lupo in Friuli Venezia Giulia, interverrà il femminista Andrea Caboni. Invece il 20 novembre, l'ultima data, si parlerà dello sciacallo dorato e interverrà Stefano Pecorella dell'associazione Canis Lupus Italia, e quindi si andrà a approfondire questi 3 animali, 3 grandi predatori che sono riapparsi nella nostra regione. Appuntamenti culturali molto importanti. Cercate poi l'associazione Outdoors Reporters, che è l'associazione che organizza appunto questi incontri con la natura. Visto che siamo quasi addirittura d'arrivo, volevo dedicarmi e cambiare completamente argomento a Cristina Menis, che cura la comunicazione di Leggermente, appuntamenti periodici di esistenza letteraria a San Daniele del Friuli, e quindi proprio cambiamo decisamente argomento. Menis, i prossimi incontri di questo importante cartellone che si svolge a San Daniele del Friuli. Sì, il prossimo incontro sarà sabato 21 novembre con Mauro Ferrari, che è un personaggio interessantissimo perché è un ricercatore di fama mondiale che arriva in Friuli Venezia Giulia direttamente da Houston e si occupa di nanotecnologie e bioingegneria applicata alla medicina, in particolare al campo, diciamo così, della ricerca relativa ai tumori. Solo che questo Mauro Ferrari è di origine friulana, quindi diciamo così l'aspetto è interessante non solo per l'attività che svolge, ma anche, diciamo così, perché un ritorno alle sue radici. Non solo per questo, ma perché è un ricercatore e diciamo così, nella cornice di Leggermente, che ha come scopo quello di conoscere le persone, i personaggi del mondo della cultura, ma non solo, attraverso i libri della propria vita, i libri del cuore, avremo modo di capire come un personaggio che si occupa di scienza è stato formato dalla letteratura, quanto la letteratura possa essere importante anche appunto per una persona che ha raggiunto vertici altissimi nel campo della scienza. Questo appunto sarà il 21 novembre. La data successiva invece sarà il 15 gennaio con Rita Marcotulli. Rita Marcotulli, che è una jazzista di fama internazionale, diciamo così che in campo femminile in Italia si può dire che sia la jazzista numero 1. In tale data intesserà uno spettacolo dal nome Random 2 assieme al direttore artistico di Leggermente, che è Paolo Patui, poiché ci sarà tutta una serie di brani letterari scelti dal pubblico di Leggermente che saranno musicati da Rita Marcotulli e interpretati da Paolo Patui, quindi una grande partecipazione anche da parte del pubblico.
Il 26 febbraio sarà poi la volta del Teatro Incerto, quindi con Fabiano Fantini, Elvio Scruzzi e Claudio Moretti, che tra lacrime e risate sveleranno i segreti praticamente del gruppo più nuovo ma anche più longevo del teatro friulano, e sarà anche l'occasione per presentare i segreti della loro storia che sono stati, diciamo così, svelati attraverso un libro fresco di stampa dedicato proprio al Teatro Incerto della Bottega Errante Edizioni. In aprile, invece, il 19, ci sarà una regina del Teatro Nazionale, che è Lella Costa. Ancora segreta in qualche modo la data di marzo, perché c'è, diciamo così, ci sarà un grande nome. Gli ultimi accordi si stanno prendendo proprio in questi giorni, quindi a breve sarà comunicato. Ecco, Menis, qual è secondo lei il quid di questi appuntamenti periodici di resistenza letteraria a San Daniele? Cioè, c'è un filo rosso che li lega tutti? Assolutamente sì, il filo rosso è proprio la presentazione di questi grandi nomi del mondo della cultura, dello spettacolo, della scienza, del teatro, della musica, eccetera, eccetera, sotto una veste inedita, perché l'ambiente, diciamo così, informale che si crea durante queste serate permette alle persone che intervengono, agli ospiti, di raccontarsi sotto punti di vista inediti, quindi raccontando aspetti della loro vita, della loro famiglia, le esperienze pregresse, e questo come? Proprio attraverso i libri che in qualche modo li hanno più formati e li hanno più indirizzati nella propria esistenza. Quindi si scoprono, diciamo così, svelano la propria maschera, il proprio ruolo che hanno nella loro quotidianità, per in qualche modo raccontarsi come persone, innanzitutto come uomini e donne più che come personaggi. Grazie a Cristina Menis, abbiamo parlato anche di Leggermente, questi appuntamenti culturali appunto a San Daniele del Friuli. Grazie a Gabriele Menis, fotografo e fotoreporter, che appunto viaggia verso il nord a caccia di aurore boreali. Siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione. Radio ad Occhi Aperti continua con la serie Letture in Viaggio che ci propone Marittimo Blues. Buon proseguimento con Rai Radio 1 Friuli Venezia Giulia da Oscar Puntel.